Buon pomeriggio dalla Pala del Mauro di Avellino, siamo in diretta sul canale YouTube della divisione calcio a 5 per il recupero della nona giornata tra Sandro Abate e delle84 Torino. Le squadre hanno fatto il loro ingresso in campo, parte Sandro Abate e le84 Torino con il primo possesso dei piemontesi, con Cuzzolino che intercetta un po' di spazio, il numero 22 alza la testa, cerca e trova Maxi Rescia. Tuli che va da Cuzzolino, palla sul fondo. Allora carica il destro, la respinta di Ducci, occhio che la porta è vuota, ci prova Ducci, colpo di testa di Cuzzolino. Victor Mellò in area di rigore, sbaglia, occhio, Iosico per il gol di Maxi Rescia, 1-0 per la L84, errore in uscita della Sandro Abate, cambia anche per Rios con Liberti Fortini, intanto Lolo Suazo con la respinta di Tondi. Non c'è fallo di Lucio, transizione della Sandro Abate, la palla è per Lolo Suazo che non sbaglia, 1-1, il pareggio immediato della Sandro Abate. Lolo Suazo, Di Lucio, palla per Alex che tenta il tocco sotto, Tondi. Lolo Suazo cerca e trova Di Lucio sul fondo, doppio passo, lotta con Dimas, va via Liberti. Cuzzolino rischia un po', Lolo Suazo, che occasione per la Sandro Abate. Di Lucio e quindi Tondi, Braga fa correre Iosico, a spazio il 10 che apre il destro, palla che lambisce il palo, altra chance. La blocca Ducci, poi Rescia sulla ribattuta, il guizzo del 5. Giocata dello spagnolo, Tondi. Raguso sbaglia, ancora Lolo Suazo, Tondi su una conclusione molto violenta dopo aver recuperato palla su Raguso. Intanto Tondi, palla sulla traversa, si salva. Lolo Suazo recupera la sfera, va via il 93, calcia Tondi. Raguso, Braga col tacco, cerca e trova Cuzzolino, che occasione per la L84. Calcia Tuli, la palla resta lì, ancora Cuzzolino. Tondi, Cuzzolino di testa, la mette fuori Botta, poi Braga, la palla resta lì, deviazione di Botta, che occasione, L84. Sarà nell'amichevole dell'Italia pre-europeo, il 21 dicembre a Genzano. Intanto qui c'è l'errore, occhio Iosico che la porta è vuota, l'assist Cuzzolino! Altro errore in impostazione della Sandro Abate, Cuzzolino non perdona questa volta. Giocata di Victor Mellò, recupera palla Braga che carica il destro, Ducci. In avanti Rescia per Liberti, il tocco sotto, traversa di Liberti. Ancora Liberti, ancora Ducci. Lolo Suazo, doppio passo, cerca e trova Alex che si gira e calcia. Palla fuori. Riparte l'84 con Tuli, intercetta Lolo Suazo, si invola il 93, Lolo Suazo la giocata, poi cerca il lob, Tondi lo conosce e lo ferma. E poi il gol di Fortini, da un possibile 2-2, siamo passati all'1-3. Riparte l'incontro, Tondi in avanti, trova Tuli, colpo di testa. Iosico, palla di un nulla sul fondo. Lolo Suazo, scucchiaia per il movimento di Di Lucio che riesce a servire Abate, ma Tondi legge tutto, anticipa il 10, riparte Braga, l'assist per Siqueira. Mette fuori Lolo Suazo per Victor Mellò, colpisce Cuzzolino. Alex duella con Iosico, palla per Lolo Suazo, Tondi. Everton si accentra, calcia Everton, palo. Ancora Lolo Suazo, Tondi sul primo palo. La classica giocata, la classica mossa del tecnico pugliese. Tanto Dimas, Iosico, Tuli per il movimento di Liberti, la palla resta lì e si divora il 2-3 Alex. Liberti va via in banda, occhio a Liberti e il gol di Fortini sulla grande giocata di Liberti, il piattone del numero 7 che sbuca e batte Ducci. Alex
Lolo Suazo col sinistro, Tondi! Rientra Di Luccio, power play Sandro Abate, numero 16, in possesso, orizzontale, Alex Suazo col sinistro, palo, anzi no, è gol! Palla nel palo dietro la porta, gran gol di Lolo Suazo che fa 2-4. Lolo Suazo, Everton, va via, caccia col sinistro, sul fondo, Everton, Dimas e Di Luccio si divora il 4-3, che occasione! Everton torna ad Alex Dimas in area di rigore, Lolo Suazo salva Josico, Lolo Suazo, Dimas, Everton sbaglia sotto porta, rientra Di Luccio, Lolo Suazo, Dimas, Maxi Nescia, Lolo Suazo calcia male ma colpisce Maxi Nescia, ancora Lolo Suazo che ci riprova sul fondo, Everton, Alex, palla per Di Luccio che riesce a metterla al centro, salva Maxi Nescia, Alex, Lolo Suazo, palla che resta lì, ci prova Tondi, Lolo Suazo, Victor Mello, Lolo Suazo, ci prova Cuzzolino, anzi Liberti in estirata, e gran parata qui di Tondi. Non c'è più tempo, finisce qui. Vince la L84 che spugna 4-2. Il Pala del Maure batte la Sandro Abate, settima vittoria in campionato per la squadra piemontese.